E allora buonasera a tutti, secondo appuntamento di questo ciclo di incontri con i candidati sindaco. Siamo nello studio di Mestre Mia, ma in realtà siamo dai fratelli Trevisan in Corso del Popolo 95. Grazie per l'ospitalità, siete davvero magnifici. Questo, appunto dicevo, è il secondo appuntamento. Questa sera abbiamo Sarah Wiesman e il rituale della sera è questo presente, questo omaggio, diciamo, che i fratelli Trevisan vogliono consegnare alla nostra candidata sindaco Sarah Wiesman. E passo anche la parola, se puoi dire una parola. Non so se Massimo vuole aggiungere. Ma diciamo che siamo sinceramente felicissimi di ospitarvi, prima di tutto, e nel nostro piccolo magari di contribuire alle elezioni 2020 del futuro nuovo sindaco di Venezia. Certo. E niente, speriamo in una rinascita del nostro territorio che ne ha bisogno. Bisogna che vinca il migliore a questo punto. Esatto. Non è sempre così, però io penso che sono tutti molto bravi, certo. Si stanno impegnando a fondo. Abbiamo iniziato ieri, direi molto bene. Sono qui per parlare di Mestre e ci proviamo tutti. Certo. Non è roba da poco, diciamolo pure. Bene, Grazie mille. E lei? Un piccolo omaggio. Grazie. E in bocca al lupo. Dai, sicuro. Grazie ancora. Ci spostiamo. Mi tolgo. Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini di Mestre Mia dialoga con i candidati sindaco al Comune di Venezia. Buonasera. Allora, cari amici, buonasera, ben ritornati in questo bellissimo showroom, come diceva Andrea Sperandio prima, di Abitare 3 dei fratelli Massimo e Alessandro Trevisan, e che ci ospitano per tutti i nostri, questo di stasera, per ieri sera e tutti quelli prossimi, tutti gli appuntamenti che ci saranno con i candidati sindaco e con le coppie alternate di candidati consiglieri al Comune di Venezia. Io sono appunto Maria Laura Faccini di Mestre Mia e Andrea Sperandio vi ha già salutati. Siamo appunto dove vi dicevo e di nuovo rinnovo il saluto e il ringraziamento al nostro regista Francesco Brunello e a Sabrina Scarpa, che è la nostra fotografa ufficiale. E vorrei, dato che per ieri sera abbiamo avuto molti apprezzamenti, devo dire, ci sono arrivati molti messaggi di apprezzamento perché l'informazione che stiamo dando è importante, e vorrei ulteriormente spiegare che questo tipo di format che abbiamo scelto, cioè il dialogo con solo un candidato sindaco, è stato fatto apposta per poter dare la possibilità ad ogni candidato sindaco di esprimere e parlare del proprio progetto di città, di futuro per i prossimi 5 anni, rispondendo ad alcune domande che fanno parte del bagaglio importante della nostra città, quindi di Mestre e della terraferma, e soltanto su questo parleremo. Non abbiamo voluto fare un contraddittorio perché non è un'arena, per cui l'arena la si può trovare in altri luoghi, in televisione o in altre circostanze. Questa qui è un dialogo che serve, che è un dialogo esplicativo. Ecco, quindi invito di nuovo, come ieri sera, il pubblico a mandare eventuali domande o a scrivere anche in chat durante la diretta, eventualmente se no di mandare dei messaggi e delle domande all'indirizzo mail amministrative2020@mestremia.it. Dicevamo che oggi è il secondo appuntamento, questo sono contenta perché abbiamo l'unica candidata sindaco donna, e questo non possiamo dire che sia una conquista perché dovrebbero esserci almeno la metà, ma non importa, intanto ne abbiamo una e sono contenta. Si tratta di Sarah Wiesman, che rappresenta il Movimento 5 Stelle, e quindi io farei una piccola presentazione appunto sulla sua persona.
Sara Wiesmann è nata e cresciuta a Murano, è sposata, ha 2 figli, diplomata al Liceo Artistico di Venezia e subito entrata nel mondo del lavoro come disegnatrice tecnica in azienda. Dopo qualche anno ha rilevato l'attività di famiglia e oggi si dedica in prima persona alla produzione del vetro. Da circa 15 anni si è avvicinata all'attivismo politico, contribuendo fin dall'inizio alla vita del Movimento 5 Stelle. Nel 2015 viene eletta in Consiglio Comunale. Come consigliera si batte per riformare turismo e mobilità in centro storico, per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare e per uno dei temi più cari al Movimento 5 Stelle, cioè la salvaguardia dell'ambiente. È protagonista di numerose iniziative, opponendosi alla cementificazione in terraferma, occupandosi della sicurezza ambientale a Porto Marghera e altro ancora. Ha anche organizzato manifestazioni contro l'inquinamento e in difesa del verde. E ha svolto attività in campagne di rilevanza nazionale come il referendum del 2016 sulle trivelle e in difesa della Costituzione. Il suo obiettivo come possibile sindaco di Venezia è quello che ha portato avanti, quindi delle sue battaglie storiche in materia di ambiente e di sostenibilità e, questo mi è piaciuto, di invertire la rotta dell'amministrazione della città, giusto? Ecco, e cominciando con questa, quindi le do il benvenuto tra di noi. Grazie. Ecco. E cominciando diciamo con una cosa facile ma legata all'ultima cosa che ho detto, che giudizio dà sull'amministrazione che adesso è finita degli scorsi 5 anni? Che cosa non le è piaciuto e che cosa eventualmente, qualche intervento, qualche realizzazione che invece lei ha condiviso? Allora possiamo cominciare dicendo che io mi candido in alternativa a questa amministrazione, cioè come mi candidavo a consigliera in alternativa all'amministrazione precedente e anche alle soluzioni che aveva portato in campagna elettorale 5 anni fa Luigi Brugnaro. Perché dopo 5 anni sono ancora più convinta di candidarmi in alternativa? Perché abbiamo visto in questi 5 anni che la civica, chiamiamola civica del Fucsia, si è rappresentata come loro stessi alternativa a quello che era stato le amministrazioni precedenti, ma ci siamo resi conto che invece di portare una ventata di novità è stata in continuità con le scelte che erano già state fatte precedentemente. E ancor di più è stato il Consiglio Comunale è stato trattato come quasi un'azienda dove c'è un padrone, un padrone che quando tu sei d'accordo ti viene lì e anche contento e viene lì anche a farti i complimenti, e come sei in dissenso subito passi dalla parte del nemico. A questo punto abbiamo capito che il ruolo stesso dei consiglieri comunali veniva svilito in quanto le proposte non erano mai accettate come tali, ma in quanto come quasi contrapposizione alle scelte governative. Quindi lei diciamo che si è trovata sempre in opposizione, non ha mai sentito, lei e naturalmente il suo movimento, di poter appoggiare qualche proposta da parte della lista, che comunque da parte del sindaco? No, noi ne abbiamo appoggiate delle scelte, abbiamo appoggiato soprattutto all'inizio, quando capivamo che il problema che si era posta a questa amministrazione era quella del risanamento del bilancio, per cui all'inizio anche certe scelte che a noi sembravano dubbie, tutto sommato le abbiamo lasciate andare con la fiducia che queste fossero veramente incisive. Poi ci siamo resi conto invece che ogni scelta che veniva fatta per smantellare qualsiasi cosa ci fosse precedentemente, ma senza avere un'alternativa, ma soltanto al fine di gettare via veramente tutto. Ecco. Parlavamo anche ieri sera con il suo avversario della situazione, quindi caliamoci adesso in Mestre Terraferma.
E lei avrà visto, pur essendo di Venezia, quindi lei qui comunque ci viene, speriamo che sia preparata, lei conosce, vede che la situazione del commercio a Mestre è veramente drammatica. Già da prima del Covid-19 ovviamente questo diciamo che ha peggiorato ulteriormente la situazione, quindi il fatto di ripristinare un futuro del commercio, di tutte le attività produttive ormai non si può più procrastinare. Lei ha nel suo programma qualche cosa di determinato, di sicuro o quantomeno la volontà, e ci dica che cosa vorrebbe fare, cosa potrebbe fare per questo? Beh, noi come gruppo del Movimento 5 Stelle già 5 anni fa ci eravamo posti il problema perché le tendenze c'erano già, le avvisaglie c'erano già, non è nato tutto ieri. Per cui noi auspicavamo intanto che ci fosse una frenata per l'apertura dei centri commerciali, perlomeno di grandi metrature e di medie e grandi metrature. E questo non è stato, perché abbiamo visto che in questi 5 anni comunque sono stati aperti più centri commerciali di quelli che c'erano già. E questo va anche in controtendenza a quello che sono i bisogni dei cittadini, perché alla fine, dopo 5 anni, vediamo che sono in crisi le stesse catene commerciali di grande distribuzione. Per cui già 5 anni fa noi ci eravamo ben opposti, per esempio, al Blò di Marghera, per esempio. Ci siamo opposti all'ampliamento sul quadrante di Tessera, a quell'insediamento legato allo stadio dove sono previsti delle parti commerciali, ecco, dicendo che non era sostenibile. Non è sostenibile per il semplice fatto che ormai come tu apri un centro commerciale si svuotano di pari passo ulteriori negozi. Quindi lei questa cosa noi adesso? abbiamo proprio scritto in programma una moratoria per 5 anni di non apertura di centri di grande distribuzione, per esempio. E per quanto riguarda invece la vitalità del commercio interno, ha delle prospettive, ha delle idee su come far rinascere il commercio interno? Sì, sempre sul nostro programma come gruppo noi abbiamo sempre sostenuto che bisogna andare incontro alle necessità di questi negozianti. Il problema sono gli affitti molte volte, per cui andare ad una leva fiscale sulla questione IMU, per esempio, o già la Tari qualcosa si è cominciato a limare, però probabilmente c'è bisogno di più incisività su questo. E secondo lei ci vorrebbe anche qualche cosa che aiuti in genere tutta la città e quindi anche proprio i residenti per riuscire a inglobare tutta questa rete commerciale, perché i commercianti sono l'aspetto finale, però c'è tutta una situazione di viabilità. Per esempio, la viabilità, secondo lei in questi ultimi 5 anni si è fatto abbastanza? No, lei ha sentito per esempio che tante volte c'è stata questa richiesta di fare il famoso ring intorno, cioè nel centro città, per far defluire meglio il traffico, aprirebbe delle altre zone pedonali, farebbe delle altre piste ciclabili, che cosa vorrebbe fare per... Beh, sicuramente le piste ciclabili vanno estese laddove non sono ancora finite, ci sono pezzi di città che non hanno il collegamento e lì bisogna andare a intervenire per finirle. Sicuramente il discorso del trasporto pubblico locale, quindi della viabilità, ha bisogno di molta più flessibilità e di un ripensamento generale. Noi abbiamo in programma anche un progetto per poter fare dei bus, per esempio dei piccoli bus a chiamata notturna o che arrivino nelle periferie. Sarebbe una rivoluzione, però tutto questo passa anche per la tecnologia. C'è bisogno di avere una viabilità più scorrevole e molto più legata al bisogno del cittadino. Ecco. Parlando sempre di commercio, la inviterei a soffermarsi sul famoso buco di Mestre, che lei sa la situazione qual è un posto che è molto caro a tutti i mestrini e che è stato acquisito adesso come ultimo, qualche tempo, come ultimo proprietario dalla proprietà Cannella, che è quella dei supermercati Ali, che in questo periodo ha chiamato una grande Archistar per poter fare un piano.
Però c'è un però, lì dentro non c'è solamente la proprietà privata, c'è anche la proprietà pubblica, tra l'altro con dei padiglioni che sono anche vincolati, che sono storici, e su questo dei comitati, soprattutto il comitato ex Umberto I, ha puntato molto interesse e attenzione, perché c'è il timore che venga, diciamo, che venga fatto qualche cosa, innanzitutto che non si cali bene nel territorio, quindi in prossimità del Piazza Ferretto, che quindi non crei giro, ma che vada proprio anche contro l'interesse della collettività. Quindi bisognerebbe contemperare, e questo lo chiede a lei, sia naturalmente la proprietà privata, perché quella non si tocca, però se lei vedesse in qualità di sindaco che potrebbero esserci delle cose non appropriate per la città, per Mestre, lei metterebbe dei paletti, cioè si metterebbe anche, non dico in contrapposizione, però in difesa della propria città. Ma certamente ci si mette in difesa della città. Il primo cittadino deve sempre difendere quelli che sono la priorità per i suoi residenti. Però io penso che bisogna andare ad un dialogo, perché ha detto la proprietà è privata. Io penso che l'Archistar alla fine ci può stare come ultima istanza, però mi sarebbe piaciuto aver visto che il proprietario avesse chiesto anche agli studenti o a chi, comunque quei giovani che vivono a Mestre, che sono di Mestre e che vanno a scuola anche qui, che vanno a scuola a Venezia o a Mestre stessa, avrei fatto un concorso di idee che venisse da loro, dagli stessi mestrini, quello che loro si aspettano, certo, in quell'area, e questo avrebbe aiutato molto. Se poi in ultima istanza a fare un progetto lui ha scelto un Archistar invece di un progettista del luogo, questo mi spaventava meno se c'era già una direzione da parte di chi abita qui e degli interessi della città. Lei cosa ci c'è per esempio in tutto quel recupero del ponte per arrivare a Castelvecchio, per esempio, e c'è tutta la parte di verde di quei 5 ettari. 3 ettari potevano essere a verde. Ci sono i famosi padiglioni che possono essere dati come beni comuni a delle associazioni, ma anche lì con dei percorsi condivisi, con dei percorsi proprio con dei concorsi di idee. Certo. Ci sono cose da poter fare e secondo me si possono fare anche dialogando con la proprietà. Ovviamente la proprietà ha comprato a ribasso. Noi avevamo fatto a suo tempo come Movimento 5 Stelle delle mozioni chiedendo all'amministrazione di comprare. L'amministrazione non ha voluto comprare, ha comprato il signor Canella. A questo punto qui noi non possiamo, l'amministrazione deve andare a dire al signor Canella: lei ha comprato, vuole fare un certo tipo di operazione, però fino a qua si può arrivare e certe cose comunque la città non potrebbe accettare. Quindi vedremo che cosa. In ogni caso lei sarebbe disponibile a dire no, bisogna fare nei le cose in un limiti certo modo, di quello che si può fare, sì, certo. certamente. Le faccio una domanda diciamo diretta. Lei ritiene necessaria soprattutto la repressione per recuperare la vita normale in molte aree della zona, aree degradate della zona di Mestre, anche alla luce di quello che abbiamo letto recentemente sui giornali, sulla cronaca per quanto riguarda lo spaccio, lo smercio e così via? Quindi che cosa vede? Secondo lei è importante la repressione o vede un disegno diverso per poter recuperare queste aree? Ma le aree si recuperano sempre dove c'è la vita e quindi recuperare le parti degradate, diciamo, chiamiamole degradate, tante volte non sono neanche degradate ma sono solo abbandonate, poi il degrado viene di conseguenza e quindi tutte queste aree abbandonate dovrebbero essere veramente poste in un, diciamo, registro dove poter classificare tutti gli edifici e di capire edificio per edificio cosa è possibile fare. Ovviamente il comune con i suoi bilanci non può intervenire su tutto, però anche qua si può andare a rigenerare situazioni dove invece questa amministrazione invece ha scelto di intervenire su campi vergini, su campi agricoli. Si stanno facendo molte operazioni su campi
ex novo, quando ci sono edifici e ci sono aree che invece potrebbero essere risfruttate e ripopolate. Nel momento che si recuperano queste aree, la repressione diventa minore. Certo, Poi ci sono le aree, perché sappiamo che c'è la delinquenza, c'è il problema della stazione, c'è il problema di Via Piave. Noi abbiamo proposto un presidio fisso, però non possiamo basarci solo sulla repressione. Come Movimento 5 Stelle noi abbiamo fatto delle proposte anche alternative a questo. Per esempio ci siamo resi conto che gli operatori di strada sono stati in qualche modo ridimensionati, c'erano dei pulmini ben visibili che andavano a fare delle, diciamo, la limitazione del danno, sì. No? Giravano per la strada, erano persone molto preparate e avevano e andavano direttamente da chi aveva problemi anche di droga e anche dove c'era la domanda, diciamo, arrivavano dove c'era la domanda. Molto di queste attività sono state molto ridimensionate. Io penso che sia la strada sbagliata, perché bisogna partire dall'educazione e dal riconoscimento del pericolo che uno corre quando assume delle sostanze stupefacenti. Bisogna fare questi progetti nelle scuole. Quindi agire sui giovani. Certo, l'età media si è abbassata moltissimo e molte droghe adesso che prendono i giovani le prendono perché non sono consapevoli di cosa assumono. Quindi progetti sulle scuole, ma progetti strutturati perché siano giovani formati ad andare dai giovani a spiegare. Cioè dovrebbe essere molto ben strutturato e molto ben pubblicizzato. No, io non vedo pubblicità anche proprio per strada, anche sul sito del comune. Ma veramente dei cartelli per strada dove si dice e dove si spiega alla gente che problemi porta l'assunzione di stupefacenti. Okay. Cioè questo non c'è, certo. Si tende a nascondere il problema. Il problema non si deve nascondere, si deve affrontare. Bene, cambiamo completamente argomento. Cosa prevede il suo programma circa la valorizzazione storica di Mestre e della terraferma in generale? Cioè ad esempio un museo di Mestre, non a Mestre, di Mestre, sì. La possibilità di una via d'acqua che porti da Venezia all'inizio di Piazza Barche, l'antica posta su cui Mestre Mia si è molto spesa, molto veramente, la gestione organica dei forti trincerati e la valorizzazione delle numerose testimonianze storiche che ci sono in città. Quindi lei come si porrebbe perché naturalmente noi parliamo del nostro territorio, noi siamo città che purtroppo è stata molto mortificata in questi anni perché non c'è neanche su Google, Mestre non esiste, ecco, e quindi però noi ci siamo, abbiamo una storia molto, molto lunga, molto antica e anche molto importante. Quindi per la valorizzazione storica lei che cosa vorrebbe fare per Mestre? Quello che chiedono i mestrini. I mestrini sono anni che chiedono del museo della storia di Mestre. Perché non farlo? Perché non farlo? Ci sono i reperti, abbiamo dei reperti nascosti, portati un po' di qua, un po' di là, ammassati, si può fare, non è che non si possa fare. Che luogo? Possono essere, i luoghi si possono scegliere, so che era stata figurato all'interno della De Amicis per esempio, o per esempio gli Aspalti, cioè, c'erano state numerose proposte per portare un museo della storia di Mestre e ci sta perché la M9 è un museo del Novecento che non ha niente a che vedere con la storia di Mestre, si parla di tutt'altro. Qui invece Mestre deve avere una sua identità. Ha parlato della ex poste. Io personalmente ho fatto un atto ispettivo, ho fatto una mozione, una delle ultime che è stata fatta, adesso non ricordo la data ma poi glielo do. Proprio perché il comune andasse a chiedere alla soprintendenza di mettere il vincolo. C'è stato fatto uno studio molto ben particolareggiato di quelle che sono le fondamenta, delle fondamenta di quello che si trova all'interno di quell'edificio. Quella era una dogana. Cioè, sono tutte cose che devono andare recuperate e quello fa parte dell'identità stessa della città.
per quanto siano rimaste delle tracce o sia rimasto poco, e che non è detto che sia rimasto poco, perché lì bisognerebbe andare veramente a indagare con un archeologo per capire esattamente cosa c'è sotto, quelle sono testimonianze di quello che è stata la città e da dove arrivano i mestrini. Cioè è proprio la vostra memoria, la memoria di tutti, la vostra, ma in questo caso è anche la mia memoria, perché Mestre fa parte di tutta la storia anche di Venezia. Certo, ma un sindaco poi deve essere un sindaco di tutta la città, non voi e noi, ma esattamente, ma noi. tutto un noi. Sappiamo come è stato il referendum. Certo. Noi ci siamo battuti perché come Movimento 5 Stelle ci siamo battuti perché si potesse fare il referendum per la divisione per Venezia e Mestre, perché è una questione di democrazia. Bisogna che la gente si esprima. Sappiamo com'è andata per molte ragioni, si è espressa in un certo modo, però è anche giusto che un mestrino o un veneziano comunque riconosca la sua area di dove è nato, perché è vero che siamo lo stesso comune, però c'è un di qua del ponte, un di là del ponte che poi è andato anche su strade diverse, ha avuto anche uno sviluppo di storia differente. Ecco, quindi parlando di queste divisioni ci sono dei suoi avversari che auspicano il ritorno alle municipalità, al senso compiuto delle municipalità. Perché? Perché come prima frontiera, diciamo, di democrazia, che possa servire sia come aiuto all'amministrazione centrale perché porta alle istanze dei cittadini, ma anche per poter risolvere in prima persona, naturalmente con il potere di spesa, magari indirizzato su alcuni argomenti, su alcune spese, per poter appunto aiutare in certe cose. Lei cosa pensa a proposito? Perché qui c'è una questione fondamentale. Si parla di città di Venezia, ma cosa vuol dire città di Venezia? Vuol dire che tutte le città sono di Venezia, quindi centro storico, oppure tutte le città sono intese a pari dignità e quindi qualsiasi cosa deve avere la stessa valenza sia sull'acqua che sul mare? E quindi io le chiedo, come vede una sua futura amministrazione, ipotetica amministrazione, tra la città d'acqua, la città di terra e poi diciamo suddivisa nelle municipalità? Guardi, noi vediamo talmente uguali tutte le città sullo stesso piano che la nostra proposta è quella di avere il sindaco e due grandi deleghe, una per la terraferma e una per la parte insulare, cioè le tre, cioè avere il sindaco che è il sindaco di tutto il comune. E poi due grandi figure, non il prosindaco, la sorellastra o la sorellina, no, due grandi figure, una per la parte insulare e una per la parte continentale, neanche terraferma. Però le deleghe non potrebbero, cioè gli assessori sono sempre 9, non potrebbero essere diciamo suddivisi per una parte insulare e una parte terraferma. Non tutti gli assessori, però i due assessorati molto forti, che può essere l'urbanistica e la mobilità, da suddividere. Abbiamo in mente un disegno di questo tipo? Sì, un progetto di questo tipo. Per quanto riguarda invece le municipalità tutte, noi sappiamo che siamo al limite di quelli che sono gli abitanti per poterle avere o non averle. Però ci stanno perché sono la parte iniziale dove il cittadino è più vicino per arrivare all'amministrazione sono le municipalità. Per cui noi ci figuriamo delle municipalità, ma non che abbiano la possibilità di fare di nuovo bilancio, perché era molto dispendioso questa parte di avere bilancio, però di avere comunque a disposizione, figurati, dei soldi che possono predisporre in un certo modo. Non so se mi sono spiegata. Sì. Ecco, è un bilancio partecipativo, Okay. Dove le municipalità sono proprio la prima frontiera ed avere molto più peso per quanto riguarda quello che si fa sulle delibere. Okay. Adesso hanno soltanto un ruolo non dico di passacarte, ma quasi, nel senso di ratifica o meno.
noi vorremmo dare un qualcosa in più, dare la possibilità di avere delle istruttorie molto ben precise, in modo che anche attraverso i loro cittadini, cioè della parte delle municipalità, con delle débat publique, possano incidere molto di più. Bene, lei, come dicevamo prima nel suo profilo, si è sempre interessata molto all'ambiente, in modo particolare su Porto Marghera. Come vede il futuro di Porto Marghera? Lo vede, noi abbiamo degli esempi anche, lo dicevamo ieri sera, in Europa, dove delle grandi città di carattere industriale sono state completamente trasformate e sono diventate dei poli culturali, sociali, di ricerca. Di Marghera si parla ormai da decenni e alla fine non si è mai fatto niente. Cosa prevederebbe lei, se potesse decidere? Se potesse decidere, cioè Porto Marghera è un'area complessa, nel senso che lì ci sono molte competenze, c'è il comune, c'è la regione, c'è anche lo Stato, perché abbiamo tutta la parte del porto che comunque ha ad una fascia dove quando tu prendi una decisione comunque tu devi avere, non è autonoma del tutto. Però c'è una grande opportunità a Porto Marghera. Intanto bisogna finire le bonifiche e i marginamenti, e queste sono le cose principali proprio per prevenire anche gli inquinamenti e tutto quello che sono gli sversamenti in laguna. Poi abbiamo la possibilità delle ZPS, cioè la parte che ha possibilità di avere un riconoscimento di agevolazioni per quanto riguarda nuovi insediamenti produttivi, per cui siamo già nelle condizioni di avere la possibilità di nuovi insediamenti. Non siamo ancora preparati, ne abbiamo perso uno un paio d'anni fa sulla fusione nucleare, che poi sono andati da un'altra parte, ed erano molti posti di lavoro. E non siamo preparati proprio perché mancano ancora delle bonifiche, mancano ancora delle certezze per queste. Quindi come primo step lei vedrebbe la conclusione sicuramente, e poi sfruttare anche queste nuove possibilità che vengono dall'Europa e dai nuovi strumenti che ha dato il governo. Bene. Sempre in tema di ambiente, allora le associazioni e i comitati ambientalisti ritengono che qualsiasi azione sia stata fatta finora, diciamo, e prevista dal regolamento per il verde pubblico e privato di Venezia, del Comune di Venezia, risulti da implementare, cambiare, rivedere completamente. Vorrei sapere quello che lei pensa in proposito, perché ci sono, anche dalle evidenze, c'è una normativa nazionale a cui i comuni devono comunque adeguarsi. Quindi si parla di una progettazione organica della città, quindi non solamente piantumazioni estemporanee o comunque anche organizzate, ma non in un disegno generale per la città. E poi c'è molto bisogno di verde, tanto verde da implementare. Quindi lei su questo, dato che appunto ha sempre lavorato e si è impegnata in questo, come vedrebbe un futuro verde per la nostra città? Allora, come Movimento 5 Stelle in prima persona sono state fatte delle mozioni proprio perché fosse ripristinato quel dialogo con il Forum del Verde, sì. Cose che poi sono state anche disattese, perché anche una delle ultime incontri del Forum del Verde, dove eravamo stati invitati tutti dell'amministrazione, eravamo alla fine 2, forse 3, non c'era la maggioranza, non era neanche presente, per cui noi siamo molto, molto propensi ad avere un dialogo continuo che si occupa del verde. Il piano del verde deve essere ben strutturato, le piantumazioni, il bilancio che poi si fa alla fine deve essere vero. Non devo avere nel bilancio qualcosa che penso di fare ma che non è ancora fatto, che ho in progetto di fare, di piantumare e non è ancora piantumato. Devo avere delle certezze. Poi va bene anche allargare il bosco di Mestre, però questo non è sufficiente. Il verde dovrebbe essere parte integrante della città. Io non posso cementificare dappertutto, togliendo gli alberi dappertutto. Ecco, io devo avere anche in centro città, devo poter avere dei piccoli polmoni verdi. Per esempio l'ex Umberto I può diventare un piccolo polmone verde che è all'interno della città. E per quanto riguarda invece il grande polmone verde, che è il Parco di San Giuliano,
E in questi ultimi anni sempre le associazioni ambientaliste e i cittadini molto attenti lamentano il fatto che anche lì ci sia un progetto diverso che diciamo snaturi il focus, diciamo, a parco, solamente a parco verde e quindi come era stato destinato all'inizio. Lei che cosa pensa in questo? Cioè, ha avuto modo di toccare con mano queste variazioni? Cosa ne pensa? Beh, allora sappiamo che il Parco di San Giuliano è nato sopra una discarica, sì. È nato in un modo, cioè è stato fatto una specie di sarcofago e dopo ci sono state fatte le piantumazioni che tra l'altro per un grande periodo neanche non attivano, cioè ci sono stati veramente grossi problemi. E sembra che con l'andare degli anni di questo ci si dimentichi, tanto che si è andati a scavare per fare degli insediamenti, per fare delle strutture fisse, per fare dei palchi, e questo ha portato a far venire fuori di nuovo l'inquinamento. Credo sia ancora sotto sequestro una parte dell'area. Sì. Ecco, e quindi lì è un lavoro da fare, e bisogna puntare sul verde, snaturarlo e cercare di fare qualcos'altro. È molto delicato e anche pericoloso, nel senso bisogna sapere esattamente cosa si va a toccare lì. Quindi lei mette anche in discussione diciamo, gli studi che eventualmente sono stati fatti per cambiare alcune Secondo destinazioni. Me sono stati fatti in modo leggero. In modo leggero, sì. È una cosa importante quella che sta dicendo, perché non è... Ecco. Le faccio una domanda, diciamo, che spero che non, anzi non so, se la mette in imbarazzo. Lei si ricorda qualche data o qualche ricorrenza di Mestre, per esempio? Perché noi abbiamo delle feste che negli ultimi anni sono state, diciamo, dimenticate, quindi la festa del patrono o anche altre, San Michele, esattamente, ma ne abbiamo anche varie altre, quindi questa è una specie di test per capire. No, veramente, non conosco tantissime date di Mestre, come non conosco se Mestre ha un piatto tipico, e queste cose a me piacerebbe saperle. Se io non le so, non è perché io non mi interessi a Mestre, è perché probabilmente viene poco pubblicizzato, viene poco divulgato quello che è veramente la storia di Mestre. A me piacerebbe avere delle persone che vengono a spiegarmi la storia di Mestre. Non si vedono trasmissioni dove si parla di quello che è Mestre, e questo manca, è questo che dovrebbe fare un'amministrazione, dare la possibilità ai cittadini, perché ce ne sono tanti studiosi a Mestre delle proprie identità, certo. E dare spazio, anche tra noi ce ne sono, e dare tanti. Spazio a queste persone perché vengano a spiegare a tutti quando è San Michele, quando c'era il mercatino di San Michele che non c'è più, certo, ma tante altre cose, e tante altre cose, la sortita, esatto, cioè ci sono sortita, sono tante date, tanti passi storici. Quando è che alla posta poi non si è più utilizzata la dogana? Quando è stato interrato? Quando si è arrivati a fare Piazza Barche com'è? Ci sono tante date che sarebbero importantissime da essere divulgate. Anche a scuola? Anche a scuola. Ecco, le chiedo un'altra cosa. Allora, parliamo di Mestre sportiva. Un tempo Mestre era vivace e attenta alle sfide, abbiamo avuto dei campioni di scherma, è stata fatta la Coppa Davis, qui c'è stata la 1000 metri del corso che per tanti anni ha fatto veramente richiamato tantissime persone. E poi però ci sono dei problemi perché non ci sono abbastanza impianti, perché magari le società sportive fanno la lotta per riuscire ad accaparrarsi dei luoghi, eccetera. C'è la previsione di realizzare qualche nuovo impianto sportivo o comunque di ricreare un ambiente sportivo cominciando dai più piccoli, non solamente con quello che c'è già, ma dare un impulso nuovo, perché questo serve sia per recuperare, per educare i bambini e per recuperare quelli un po' più grandicelli che, come abbiamo visto, magari intraprendono una strada non molto buona. Però bisogna che lo sport diventi una costante nella vita dei bambini e dei ragazzi.
Però c'è un altro problema che si collega adesso, perché con il discorso del Covid le famiglie sono in difficoltà e i corsi comunque costano, quindi diciamo che questa prospettiva magari di realizzare impianti sportivi vorrei sapere se lei ce l'ha. Però in questi prossimi mesi e anche purtroppo nel prossimo anno, sembra che sempre che non accada qualcos'altro di brutto, ci sarà da aiutare le famiglie. Quindi come Movimento 5 Stelle lei ha pensato che dispositivi mettere in atto per poter aiutare le famiglie in questa circostanza e poi invece parlando dello sport di qualcos'altro? Per esempio questa è una delle cose che abbiamo condiviso con l'amministrazione, cioè quel bonus che è stato dato alle famiglie per poter dare ai bambini la possibilità di fare sport. Questa secondo me è stata una buona iniziativa e che noi abbiamo appoggiato tranquillamente. E si può estendere anche a ragazzi più grandi, per esempio. Questo l'avevamo messo in programma e c'è all'interno del programma. Impianti sportivi, certo, c'è possibilità di fare più impianti sportivi. Io penso di sì, anche con qualche accordo pubblico-privato c'è la possibilità. Tornando sempre al discorso dell'ex Umberto I, forse anche lì ci sta qualcosa e che andrebbe a completarsi con gli impianti sportivi che abbiamo già in via Olimpia e che lì arriverà l'SFMR, abbiamo un treno che potrà arrivare lì, si può fare un piccolo centro, una piccola cittadella dello sport. Gli impianti sportivi servono sì, perché oltretutto le discipline sono aumentate. Una volta non c'era il calcio a 5, adesso c'è il calcio a 5, per cui bisogna che questi impianti sportivi servino a più, a più tipi di discipline. Certo. E c'è penuria e certamente la nostra volontà è quella di estenderli. Per esempio anche in certe zone di Marghera potrebbero sorgere degli impianti sportivi. Noi ce l'avevamo ancora come, per esempio lo stesso il famoso stadio di calcio, noi l'avevamo immaginato proprio dalla parte di Marghera, non sul quadrante di Tessera. Parliamo di cultura in terraferma. Dicevamo anche ieri sera che Mestre fa parte della sorella, fa la parte della sorella minore e a parte la stagione teatrale del Toniolo ci sono ben poche occasioni, soprattutto di carattere continuativo, che possano caratterizzare, diciamo, dal punto di vista culturale, intellettuale, musicale, artistico, eccetera, su 365 giorni la città. Quindi bisogna assolutamente invertire la rotta, perché se non ci fossero delle associazioni, anche come Mestre Mia, che ha organizzato tante cose e continua a farlo sia dal punto di vista culturale che anche scientifico, ma anche altre, il Circolo Veneto, Mestre Domani, eccetera, però sono tutte cose che fanno parte del privato, quindi associazioni. Però il comune deve metterci del suo, quindi Mestre non può continuare ad essere diciamo la sorella minore, quindi avere il prestito del concerto di Natale della Fenice, del concerto di San Michele della Fenice. Noi dobbiamo avere qualche cosa qui e quindi una programmazione organica. Lei che cosa potrebbe fare in questa direzione? Sì, io penso che certe realtà debbano essere rivalutate. Per esempio c'era il teatro moderno e sono quei teatri che non sono legati al cartellone, quello famoso, quello del Toniolo che fa il tutto esaurito, certo. E va benissimo. Poi abbiamo il Momo che è più legato all'infanzia e ai bambini, ci vorrebbe quello che immagino è un teatro anche più indipendente, dove si possa sperimentare. Ecco, secondo me manca proprio la sperimentazione. Come manca l'assessore alla cultura. E come manca l'assessorato alla cultura, che noi vogliamo invece fare che sia proprio di cultura, perché non è cultura e turismo, perché tante volte la cultura è legata al turismo. In certi aspetti può essere legato al turismo, ma la cultura fa parte della formazione delle persone, fa parte di quello che è la crescita e l'educazione delle persone, è più scuola che turismo. Poi c'è una parte che viene legata al turismo, ma perché? Perché quel tipo di turista ama conoscere, ama apprendere, e allora quel tipo di turismo viene richiesto da una persona che si pone verso la città in un certo modo, e quindi tutto il recupero del percorso dei forti,
tutto il recupero di quello che è la strada a Peraltino va benissimo, l'ho sentito ieri sera anche da parte di Sitran, ma queste cose vanno benissimo, però ci deve essere anche quel scatto in più, e cioè la sperimentazione proprio di fare cultura. La cultura può costare, non può autosostenersi del tutto, però la cultura serve per formarti domani e essere tu protagonista e autosostenerti. Tu devi preparare il cittadino e il cittadino devi investire sul cittadino. Poi e vi sulla faccio una cultura. domanda che diciamo è un po' spinosa. Negli ultimi giorni a parte che anche da noi è partita l'iniziativa di vedere di espandere la facoltà di Ca' Foscari, anzi l'Ateneo di Ca' Foscari, anche con certi istituti in terraferma, in modo da fare un'università diffusa come c'è in tantissime altre città. Ci sono delle resistenze da parte di veneziani perché si dice che lo spostamento tra Mestre e Venezia sia scomodo, che ci sia solamente una frequentazione durante le ore di scuola, di lezione, però così molti altri su questo non sono d'accordo, perché se invece ci fosse un'espansione dell'università a Mestre, che comunque fa parte dello stesso comune, è lo stesso comune, ci sarebbe anche una rivitalizzazione di questa città e quindi porterebbe ricchezza, porterebbe sicurezza, porterebbe commercio, porterebbe scambio di idee. Lei come si pone rispetto, diciamo, a queste resistenze o invece allo sguardo in futuro, verso il futuro, perché lei ha parlato anche di sperimentazione, anche questa potrebbe essere un tipo di sperimentazione. Beh, c'è già una parte di Ca' Foscari. Siamo comunque in linea? Perfetto, comunque c'è già una parte di Ca' Foscari via Torino, sì. Cioè non è che non ci sia già l'insediamento per quanto riguarda noi parliamo del la centro. parte. Noi parliamo del per quanto centro. riguarda il centro, adesso so che c'è questa, diciamo, chiamiamola suggestione o comunque proposta di utilizzare anche parte dell'M9, sì. Forse perché Vogliesi è adesso per quanto riguarda la Fondazione Venezia ed era... Sì, ma ci sono anche altri posti comunque, ci sono anche altri posti del comune che potrebbero essere utilizzati. Cioè io non so, adesso bisognerebbe entrare in quello che è l'organizzazione della università, perché io non posso avere un giudizio per quanto riguarda il tecnicismo e l'organizzazione dell'università. Bisogna parlare con loro e sapere loro come vedono questa, diciamo, diffusione. Può essere vantaggiosa per loro come può essere meno vantaggiosa. Cioè io non mi pongo, io mi pongo in modo molto aperto, però giustamente lo dovrei chiedere a chi di queste cose, un'interlocuzione, diciamo, per vedere se potrebbe essere fattibile, se è una cosa fattibile o come può essere fattibile, perché l'università ha tanti aspetti. Abbiamo votato, una delle delibere dell'ultimo anno è stata quella di dare uno spazio, un grande spazio di una segheria all'università proprio di Ca' Foscari, perché vi faranno laboratori tipo high-tech dove faranno dei modelli, e questo è molto importante perché coniuga il fattore scuola con quello che poi è la pratica e quello che poi i studenti andranno a fare nella loro vita. Dov'è? E questo è a Venezia. È a Venezia. Però è a Venezia perché è vicino alla sede, è molto vicino alla sede, però probabilmente ci possono essere altre richieste dove invece possono avere bisogno di una sede dislocata in un altro posto. Può essere benissimo, perché magari devono studiare, che ne so, i fiumi, e magari vicino al Mazzenego potrebbe nascere un polo universitario. Cioè io penso che solo loro possono dirci dove è migliore l'ubicazione. Quindi non è una questione di campanilismo, no, come però ne fanno parecchi veneziani, è una questione di logistica di organizzazione che dà l'università. Allora, il tempo sta finendo, io le faccio un'ultima domanda, poi le chiederò di fare il suo appello. Cosa pensa, qual è la sua posizione circa il termovalorizzatore di Fusina,
e sapendo che se verrà fatto, e comunque è stato approvato, lo sappiamo, per il riciclo dei materiali non riciclabili, appunto. Quindi se voi vi ponete in contrapposizione con questa realizzazione, l'alternativa a questa, al termovalorizzatore quale potrebbe essere, dato che comunque i rifiuti non riciclabili solidi ci sono? Allora, il termovalorizzatore c'è già, non è che non ci sia, perché il CSS si sta producendo da Ecoprogetto, sì, l'impianto di Ecoprogetto già da anni, perché quello che noi portavamo alla Palladio, che adesso è chiusa in pratica, non sì, c'è più, ho sentito ieri, poi inesattezza, non bruciano più il carbone, perché si passa all'alimentazione, si poi passa a gas, un'altra sì, alimentazione. CSS già si faceva. Noi siamo molto critici su come vogliono potenziarlo. Perché? Perché lo vogliono potenziare per bruciare molto più CSS e per fare più energia, ma a quel punto lì noi cosa che abbiamo contestato? Che per fare quel passaggio lì c'era bisogno di una via nazionale, infatti a livello governativo si stanno ancora parlando su questo tema. Quello che manca sulla questione dell'inceneritore è la differenziata che non viene fatta, perché viene fatta solo marginalmente. L'umido non viene separato. Noi io sono di Murano, però tutta Venezia e anche Mestre, l'umido non viene messo a parte, ma viene messo assieme con il differenziato. E quindi il lavoro che noi facciamo per suddividerlo? No, il problema è che facendo veramente la differenziazione andrebbe molto meno all'incenerimento, molto meno di quello che va adesso, e oltretutto non si fa il riuso, non solo il riciclo ma anche il riuso dei materiali. Anche lì bisognerebbe farlo in modo più spinto. Non ci sarebbe bisogno di questo potenziamento che continua Veritas a vendere come l'unica panacea. Non è vero. I fanghi, per esempio, i fanghi secchi, quelli da bruciare, quelli civili, anche lì vogliono fare una linea per i fanghi, però non si è ancora certi che i fanghi siano solo del Comune di Venezia, ma che possono arrivare anche da fuori. Quindi comunque non è la questione dell'inceneritore, è la questione di come vogliono trasformare quell'impianto e potenziarlo. È questo che per noi è assolutamente poco accettabile. Okay. Bene, allora io le chiedo di rivolgersi alla telecamera e chiedere il voto a lei come candidato sindaco e alla sua lista, e quindi dica pure quello che vuole. Io sono qui e sono cittadina di questo bellissimo comune, un comune molto grande, molto complesso ma anche molto fragile. E il Movimento 5 Stelle ha avuto un progetto per questo comune ancora 5 anni fa molto ben strutturato. Parte di questo progetto, abbiamo visto in questi 5 anni, è stato anche un po' spulciato da parte di questa amministrazione, e questo in parte ci rende anche un po' più felici, anche se dobbiamo dire che 5 anni non ci hanno portato ad avere complessivamente un comune migliore. Allora chiediamo questa volta di dare fiducia direttamente a noi, non solo a piccoli pezzi del nostro programma che poi altri possono portare avanti, ma tutto il nostro programma, perché è molto strutturato e molto bello. E lascio qui alla mia gradita ospite questi atti, che sono tutti gli atti che tra l'altro prima ho citato, sì, e che noi in questi 5 anni abbiamo fatto per Mestre, e sono i più significativi. Ne avremo molti di più, ma questi sono i più significativi. Molti di questi purtroppo non hanno ricevuto risposta. Grazie, grazie molto. Bene, allora io intanto la ringrazio per essere stata con noi questa sera. Ringrazio coloro che ci hanno seguiti, vedo che sono molti, e do l'appuntamento a domani sera alla stessa ora, quindi 3 settembre.
3 settembre, sì, no, il 4, giusto, il 4, dopodomani, ecco, l'ora è tarda anche per me, alle 20:45, e con il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini, con la sua lista, tutta la città insieme. Altra cosa, vi chiedo sempre di ricordarvi di scrivere delle domande che noi poi porremo ai candidati che verranno. Ringrazio ancora i fratelli Trevisan per la loro disponibilità per ospitare tutta questa cosa veramente impegnativa nel loro bellissimo showroom. Saluto Andrea Sperandio, saluto Francesco Brunello, saluto la nostra deliziosa fotografa e grazie ancora candidato sindaco. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie, arrivederci.